si presenta con la sua tesi di laurea. Ok, allora la mia tesi riguarda la robotica miniaturizzata, ovvero lo sviluppo di robot di piccole dimensioni che arrivano fino ai micro e ai nanometri. In questa tesi sono stati analizzati vari campi di applicazione, dal campo agricolo al campo medico e al campo dei soccorsi, fino ad arrivare alle sfide future che riguardano la robotica bioibrida e la necrorobotica. Bene, ci vuoi illustrare qualcos'altro sulla tesi? È già... Sì, vi mostro i robot principali. Questo è il RoboApe, ovvero un robot che è ispirato alla biologia di un'ape biologica. Questa è la sua struttura. Questo è il RoboFly, ovvero un robot ispirato alla biologia di una mosca ed è il successore di RoboBee. Mentre questo è un robot che si ispira a un lombrico, quindi molti robot che sono stati affrontati in questa tesi prendono ispirazione al mondo animale, tranne appunto i robot che riguardano il campo medico, che appunto sono una pillola endoscopica, questa qui, poi abbiamo la pillola robotica ed infine il Mili Robot Origami Anfibio Wireless. Bene, grazie. Grazie a voi. Arianna Romanello, ci vuole raccontare quali sono gli elementi più rilevanti? Allora, è rilevante per il mio percorso in quanto io mi laureo in ingegneria gestionale e non avrei mai pensato di fare una tesi sull'ingegneria meccanica, quindi sono una persona aperta sempre a nuove sfide e anche in questa, ad esempio, che non mi sarei mai appunto aspettata di fare una tesi di laurea su un campo di studio differente dal mio, quindi sulla robotica miniaturizzata con ingegneria meccanica. Ancora una facoltà maschile.